Le parole del Premier Giuseppe Conte dal secondo Forum internazionale del Gran Sasso presso l'Università degli Studi di Teramo. È stato un bel passaggio questo a un'università che ha una grande tradizione e che soprattutto ha organizzato un forum, questo secondo Forum internazionale del Gran Sasso, ben costruito. Chiamare qui a ragionare sulla prevenzione. Quindi prevenzione significa, guardatelo dal punto di vista della politica, significa che non soltanto inseguire il bisogno del momento, significa anche progettare, saper avere una visione strategica. La politica anche ha bisogno di questo, quindi sono venuto ben volentieri a ragionare in un consesso scientifico, accademico così qualificato. C'erano oltre 20 rettori dall'Africa, dagli atenei africani, questo è un momento bellissimo. Abbiamo potuto anche ribadire l'attenzione dell'Italia verso il Mediterraneo allargato e verso l'intero continente africano. Vogliamo superare i vecchi modelli di cooperazione con l'Africa, vogliamo incrementarne di nuovi, dove ci siano reciproche opportunità, non solo per noi, ma anche per i paesi africani, nel pieno rispetto e nel pieno riconoscimento della loro identità culturale, delle reciproche identità culturali. Negli ospedali pediatrici la media è di un infermiere ogni 6,6 pazienti, nonostante le norme di sicurezza stabiliscano un massimo di 4 pazienti per infermiere. Secondo la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, il rischio di mortalità con 2 pazienti e mezzo in più aumenta, arrivando al 17-18%. La carenza di personale nel settore finisce per impegnare i già pochi professionisti con attività che non sarebbero di loro competenza, ed a causa del superlavoro il 32% degli infermieri è finito nell'area del burnout, la sindrome da esaurimento emozionale che colpisce chi per professione si occupa delle persone. L'Italia sta vivendo una recessione demografica ormai dal 2015, che sta portando ad un calo paragonabile solo alla situazione nel biennio 1917-1918, periodo della Grande Guerra e dell'epidemia di spagnola. Lo rivela l'Istat. Secondo i dati provvisori, nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe per nascita a oltre 439.000 bambini, quasi 140.000 in meno rispetto al 2008. Il calo demografico è attutito dai migranti. In compenso aumentano i grandi anziani. A inizio 2019 gli over 85 sono circa 2,2 milioni. Con un aumento del 33% nel 2019, le esportazioni di bottiglie di birra made in Italy registrano un nuovo record. Questo quanto emerge da un'analisi di Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al primo trimestre dell'anno. Secondo lo studio, quasi metà delle esportazioni è diretta nei pub del Regno Unito, che hanno aumentato il loro consumo di quasi il 25%. L'Irlanda ha più che raddoppiato l'acquisto di birra, così come la Germania. La Spagna ha triplicato il consumo di birra italiana, mentre in Olanda è addirittura quintuplicato.